Da Padova a Klagenfurt sono 270 km, quasi la stessa distanza con Milano, solo che in Carinzia, Austria, le tasse a carico delle piccole e medie aziende sono circa la metà. Gli affitti dei capannoni costano il 90% in meno, il gasolio è 1,30 € al litro, i contributi a carico dei lavoratori sono più bassi, perciò la loro busta paga è più pesante. La Orion, azienda metalmeccanica di San Martino di Lupari nel Padovano, ad agosto porterà in Carinzia il primo macchinario. I titolari sono esasperati dalle tasse, dalla burocrazia e dai costi italiani. Dei loro 9 operai, 5 sono disponibili a trasferirsi, anche questa madre di 4 figli. Non la spaventa cambiare paese, mentalità, lingua? Assolutamente sì, però mi spaventa molto di più rimanere qua e non poter dare da che vivere ai miei figli, e loro comunque non possono avere un futuro, non c'è lavoro, non possono neanche fare quello per cui stanno studiando. Non è una scelta, dicono insieme titolari e operai, o si emigra o nel giro di pochi anni si chiude, eppure non vorrebbero davvero andare via dall'Italia. L'appello alla politica. Vi chiediamo l'accesso al credito, vi chiediamo una riduzione delle tasse, vi chiediamo diverse cose, ve le abbiamo già chieste. Fate qualcosa per noi imprenditori per non far morire la piccola imprenditoria, perché stiamo morendo tutti, ce ne stiamo andando tutti. Secondo Federcontribuenti Veneto, in Italia le imprese sono tassate al 77%, in Carinzia al 44%. L'azienda lì non è un bersaglio da colpire come in Italia. L'imponibile fiscale è più basso sia per le imprese che per gli operai, che hanno un maggiore potere d'acquisto. I servizi sono più efficienti. Quante imprese stanno per lasciare il Veneto? Siamo già a circa 5.000 aziende venete che si stanno preparando. Non sono ancora partite perché stanno aspettando per l'ultima volta di attendere l'esito elettorale. La Orion è alla terza generazione, a gestirla con la signora Livia i figli Davide e Andrea, nipoti di Gavino, che la fondò nel 1969. Essere costretti comunque a valutare seriamente uno spostamento di tutta la struttura spaventa, dà fastidio, è triste. Sento come un dovere portarla avanti ed è giusto che sia così.